benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Femminicidio Lorena 40, niente stress da Covid, confermato l'ergastolo per Antonio De Pace, la Procura Generale aveva chiesto 24 anni. L'acqua della diga Ancipa deve andare ai comuni della provincia di Enna, lo ha deciso la cabina di regia sull'emergenza idrica. Stamattina momenti di tensione con i sindaci. La Cassazione annulla la sospensione dai pubblici uffici per l'ex vicepresidente della Regione San Martino. Ora dovrà pronunciarsi un'altra sezione del Tribunale del Riesame di Catania. La maxi operazione della Questura di Catania contro la pirateria audiovisiva svela il meccanismo redditizio dello streaming illegale. Gli utenti sono consapevoli ma alimentano il mercato. Numeri impressionanti sulla dipendenza da gioco d'azzardo in provincia di Messina. Per arginare il fenomeno si muove l'azienda sanitaria con associazioni del terzo settore. Le celebrazioni per Santa Barbara, Paternò momenti solenni, religiosi e di partecipazione popolare per la festa di quest'anno. E poi il calcio, il Catania dopo la pesante sconfitta in Coppa con il Trapani vuole rifarsi in campionato. Al Massimino arriva la Cavese, Toscano cerca i 3 punti. Bentrovati, in apertura l'omicidio Lorena 40, confermato l'ergastolo per Antonio De Pace, l'ex fidanzato della studentessa di medicina. La Procura Generale aveva chiesto 24 anni. Emanuela Corsi. Confermato l'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere del Vibonese che il 21 marzo 2020 a Furcisiculo ha ucciso la fidanzata Lorena 40. A deciderlo la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha di fatto condiviso la sentenza emessa dai giudici di Messina, annullata poi con rinvio lo scorso luglio dalla Cassazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Suprema Corte, infatti, i giudici avrebbero dovuto tenere conto del fatto che l'omicida sarebbe stato stressato a causa del Covid. Tesi condivisa anche dalla Procura Generale di Reggio Calabria, che nella requisitoria del sostituto procuratore generale Domenico Galletta aveva chiesto di ridurre la condanna a 24 anni di carcere. Nel corso delle arringhe difensive lo scorso 17 ottobre i legali di De Pace avevano auspicato una pena proporzionata e avevano sostenuto che si trattava di un omicidio apparentemente senza causale, se non quello dello stato di angoscia che De Pace non è riuscito a controllare, tentando tra l'altro 2 volte il suicidio. Il riconoscimento delle attenuanti generiche però non ha convinto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che invece ha confermato l'ergastolo per l'uomo. Un esito sperato per la famiglia di Lorena, che attendeva questa sentenza da più di 4 anni. Finalmente siamo arrivati a una sentenza giusta, quella che aspettavamo da tanto tempo. Una famiglia distrutta, comunque non niente più da dire. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza, solo dopo si capirà se ci sarà un nuovo processo in Cassazione. Ad Agrigento è inaugurata una panchina rossa in memoria di Patrizia Russo, uccisa dal marito lo scorso 16 ottobre a Solero, in provincia di Alessandria. Davide Sardo. Nel centro storico di Agrigento, dove è nata e ha vissuto l'infanzia, adesso è possibile sedersi su una panchina che la ricorda. In via San Girolamo, appena fuori la chiesa della Badiola, a poca distanza dalla casa dei genitori, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata a Patrizia Russo, l'insegnante uccisa dal marito lo scorso 16 ottobre a Solero, in provincia di Alessandria, dove lei ha ottenuto la cattedra. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il fratello di Patrizia e le compagne di scuola. Il rispetto è un valore che va conservato. La violenza è un atto che va condannato e questo purtroppo è un tristissimo evento che ha sconvolto l'intera comunità. Ciao Patrizia, riposa in pace. La motivazione che noi diamo come parrocchia è di sollecitare, spronare chi passa a riflettere. Giuseppe Salamone, reo confesso dell'omicidio della moglie, è recluso in carcere ad Alessandria in attesa di giudizio. L'uomo, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, ha tentato di suicidarsi subito dopo l'arresto, ma gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno bloccato in tempo.
L'acqua della diga Ancipa deve andare ai comuni della provincia di Enna, lo ha deciso la cabina di regia sull'emergenza idrica. Stamattina momenti di tensione con i sindaci. Luca Ciliberti. L'acqua della diga Ancipa deve essere destinata a 5 comuni dell'Ennese, già individuati dalla cabina di regia regionale sull'emergenza idrica. Il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, che coordina questa cabina di regia, e il segretario dell'autorità di bacino Leonardo Santoro hanno inviato una nota congiunta a Enel Green Power e a Sicilia Acque, nella quale la regione ribadisce questo orientamento. Stamattina nella sede della Protezione Civile regionale a Palermo Cocina ha incontrato i sindaci di Troina, Cerami, Gagliano e Nicosia, che con Sperlinga dipendono quasi esclusivamente dall'invaso Ancipa per l'approvvigionamento idrico. Tutti si sono incatenati insieme al parlamentare regionale del PD Fabio Venezia, protagonista di uno scontro durissimo con il dirigente Salvo Cocina. La cabina di regia aveva invitato a ridurre il prelievo a soli 4.000 metri cubi al giorno dal 15 novembre per rifornire i 5 centri dell'Ennese per prolungare la disponibilità di acqua. Sicilacque, che serve anche altri comuni, però, pur riducendo il prelievo dal 3 novembre, ha continuato a prelevare acqua oltre questo limite, causando la diminuzione del volume residuo che potrà essere riservato ai comuni dell'Ennese. La Protezione Civile della Regione ha già attivato un piano straordinario di servizi di autobotti dei comuni del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco in favore dei centri che potrebbero ricadere in sofferenze. Inoltre, già da martedì scorso ha incaricato Sicilacque a realizzare un bypass di emergenza per sostituire il tratto dell'acquedotto Blufi che trasporta le acque dei nuovi pozzi di Butera verso Caltanissetta. Funzionando al contrario, con maggiori pressioni, la condotta manifesta continue perdite. Nell'inchiesta sulla morte di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a un albero del giardino di casa, entra un superperito già noto nel caso di Alberto Stasi, Paolo Reale. Seguirà gli accertamenti sugli 8 telefonini sequestrati dalla Procura dei Minori alla ricerca di immagini intime della ragazza che comproverebbero il revenge porn. Oggi il legale della famiglia, Milena Ruffini, ha fatto accesso agli atti del liceo frequentato dalla ragazza per capire se ci sia traccia in un verbale sulla lite precedente al gesto o eventuali provvedimenti. La Regione siciliana si è costituita parte civile nei procedimenti penali per il disastro ambientale a Stromboli per il rogo del 25 maggio del 2022 durante le riprese di una fiction Rai. Lo ha deciso la Giunta Schifani nella riunione di questo pomeriggio a Palazzo d'Orléans. La fiction fu poi trasmessa nonostante la contrarietà dei residenti di Stromboli e la richiesta della Regione di sospendere la messa in onda. Cambiamo argomento, colpo di scena. Nell'inchiesta Pandora la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sospensione dai pubblici uffici per l'ex vicepresidente della Regione Luca Sammartino. Manlio Viola. No alla sospensione dai pubblici uffici per Luca Sammartino, l'ormai ex vicepresidente leghista della regione siciliana, che proprio in virtù di quella sospensione si è dovuto dimettere dall'incarico. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che era stato emanato dal Tribunale su richiesta della Procura e confermato dal Tribunale della Libertà. Sammartino è coinvolto nell'inchiesta Pandora, nell'ambito della quale è accusato di corruzione, un'accusa che ha sempre respinto. Il ricorso presentato ad agosto dall'avvocato Carmelo Peluso contestava la decisione del Tribunale della Libertà che il 16 luglio aveva confermato la sospensione di un anno disposta dal GIP. La Cassazione ha disposto adesso una nuova analisi dei fatti e rinviato il caso a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Catania, che dovrà nuovamente valutare la posizione di Sammartino. L'ex vicepresidente della regione nel frattempo è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà a marzo. L'inchiesta Pandora vede coinvolti 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Sammartino, in base all'accusa, deve rispondere soltanto di 2 episodi di corruzione. Al centro dell'inchiesta ci sono le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015 vinte dall'ex sindaco Santi Rando, tuttora detenuto con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. La mastodontica operazione della Questura di Catania contro la pirateria audiovisiva svela il meccanismo redditizio dello streaming illegale. Gli utenti sono consapevoli ma alimentano il mercato. Luca Ciliberti.
L'operazione contro la pirateria audiovisiva coordinata dalla Questura di Catania e condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale è stata mastodontica per numeri e uomini impegnati. Ha battuto il segnale televisivo illegale che raggiungeva oltre 22 milioni di utenti che a costi esigui potevano vedere le principali piattaforme di contenuti on demand, dallo sport al cinema. Ma guai a pensare che il fenomeno sia stato risolto. Non può escludersi ovviamente, e questo emerge anche dalle indagini che ricordo sono in corso, l'utilizzo anche di altre piattaforme minoritarie, meno evolute. Ricavi per oltre 10 volte rispetto alla spesa, tutto convertito in criptovalute per sfuggire ai controlli. Il sistema piramidale si basa su capi gestori e proprietari della piattaforma. I primi ricavano dai 6 ai 7 euro per ogni abbonamento pirata, i secondi, di fatto gli sviluppatori dei software, spesso pirati informatici, vengono pagati profumatamente per il loro lavoro. Poi ci sono gli amministratori e i vendor, la rete che distribuisce segnali attraverso banali chat anonime di messaggistica istantanea. I canali Telegram sono solo un esempio. Ci siamo fermati ai capi e agli amministratori di questa piattaforma. Non siamo al momento per così dire scesi a un livello più basso che quello dei rivenditori, per capirci. Sconfortante invece il dato che riguarda i consumatori. Il 42% degli utenti di Pay TV fa uso di pirateria, l'80% sa che è un reato ma non desiste. Chi fruisce di un sistema illegale di diffusione di palinsesti coperti dal diritto d'autore va incontro a sanzioni amministrative e alcune volte anche penali. Insomma, la lotta alla pirateria audiovisiva è destinata a continuare. Numeri spaventosi sulla dipendenza da gioco d'azzardo arrivano dalla provincia di Messina, una delle prime in Italia per volume di denaro speso. Dalla necessità di arginare la ludopatia si muove l'ASP in collaborazione con associazioni del terzo settore. Francesco Triolo. Quanto è grave questo fenomeno sul territorio di Messina? Enorme. Messina è una delle città d'Italia dove si gioca di più. Patti è il secondo comune in Italia per mole di gioco online. Si parla di cifre di l'anno scorso online si è giocato 148 miliardi. Vi rendete conto che è una mole enorme di denaro? È come se ogni messinese avesse giocato 3.400 euro circa l'anno. Le parole del dottor Domenico Incorvaia del Centro di Solidarietà Faro danno l'idea di un fenomeno che è diventato preoccupante, enorme, come l'ha definito lui stesso. Il gioco d'azzardo, il gioco online, due facce della stessa medaglia, quello della ludopatia, un fenomeno che non conosce età o classi sociali, una dipendenza ancora più preoccupante di quella da sostanze, hanno detto, perché travolge tutti, dal giocatore ludopatico alla famiglia, e allora l'obiettivo è uno. Di contrastare un fenomeno che devasta contesti familiari, sociali, comunitari. Il rischio infatti è quello che da questo fenomeno poi possono scaturire anche reati come l'estorsione, la microcriminalità, l'usura. Così a Messina l'ASP con il Dipartimento di Salute Mentale ed una serie di associazioni del terzo settore hanno deciso di raccogliere le denunce, gli allarmi, il grido di disperazione di tante famiglie. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ci si potrà recare nei locali dell'ASP a Messina, Sant'Agata Militello, Milazzo e Santa Teresa per rivolgersi ad uno sportello che offre assistenza, ascolto, promuove iniziative di prevenzione e sostegno per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Palermo, ladri mandano in frantumi la vetrina del bar Gran Caffè Torino e rubano la cassa. Vi mostriamo le immagini dell'assalto, il quinto degli ultimi mesi, sempre nello stesso locale. Marco Gullà. 5 furti subiti in pochi mesi, l'ultimo qualche giorno fa. Come vediamo dalle immagini, i ladri hanno anche spaccato la vetrata per poter accedere. Siamo al bar Gran Caffè Torino di via Roma a Palermo. Anche questa volta i ladri hanno spaccato la vetrina e si sono portati via registratori di cassa. Ma non è la prima volta che succede. Il locale è stato preso di mira altre volte. Quello che chiediamo chiaramente è un'attenzione da parte delle istituzioni, da chi di dovere, per avere più controlli, non soltanto durante il giorno, ma soprattutto durante la notte, quando si verificano questi purtroppo spiacevoli eventi. Siamo stanchi, crediamo di dover avere attenzione da parte delle istituzioni per risolvere questo problema che sta diventando sempre più frequente.
Sull'episodio sta indagando la polizia, che è intervenuta insieme alla scientifica per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma anche altre attività. Nelle ultime settimane sono finite nel mirino dei ladri, spaccate, furti e danneggiamenti. Un copione che si ripete soprattutto nel centro storico del capoluogo. Catania, il sacrario dei caduti non è un luogo sicuro per rischio crolli. Ultimatum del Ministero della Difesa al Comune di Catania. Lavori di messa in sicurezza immediati o chiusura. Tonino De Mana. Una lampada votiva tenuta dal cavo elettrico penzolante, prese volanti e non a norma, grosse lastre di marmo che si staccano per l'umidità. Il sacrario dei caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Questo l'esito del sopralluogo del Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa, effettuato all'interno della chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania. È impietoso il report di Onor Caduti, così viene chiamata la speciale commissione, che nel corso della visita ispettiva ha riscontrato numerose criticità. Centinaia le fotografie che certificano uno stato di abbandono intollerabile, emerso anche durante un nostro recente servizio TG che documentava lo scempio, offendendo la memoria dei caduti e dei familiari. Metro dopo metro, la commissione ha preso atto di una situazione indecorosa e pericolosa, dall'alto e dal basso. E la mente torna al 2 novembre scorso, quando in una veloce cerimonia in cui è stata deposta una corona d'alloro, il picchetto d'onore, formato da 6 militari, è stato fermo proprio sotto la lampada pericolante. E scendono in campo le associazioni combattentistiche della provincia di Catania. Purtroppo questo succede perché le istituzioni hanno altre cose per la testa. A loro sì, i caduti interessano, ma solo come storia. Per il resto poi non sono mai presenti. La cosa mi piange il cuore sapere che tanta gente si è sacrificata per questo tipo di Italia. Questo che il sacrario rischia di chiudere, certo, è anche un dolore per tutti i parenti, per tutti, insomma, che non possono entrare, non possono vedere, perché effettivamente il sacrario è molto fatiscente. Eppure lei il 2 novembre è rimasto fuori dal sacrario. Il fatto che ci hanno un po' quasi scostati, allontanati, mi pare che quello dovrebbe essere un presagio per quello che penso che speriamo che non avvenga. Il Ministero della Difesa ha già informato il Comune di Catania, da cui dipende la sicurezza del sacrario disastrato. La mafia si può sconfiggere. A Catania ha avviato progetto scolastico per la legalità. Tonino De Mana. La mafia si può sconfiggere. Una frase per farsi forza, che è anche il nome di un progetto scolastico avviato al comprensivo Musco, alla presenza del questore di Catania Bellassai, del presidente di Confindustria Busi, del direttore di Antenna Sicilia Michele Cucuzza e con la partecipazione dei dirigenti scolastici Valeria Ranzulla e Mauro Mangano. Destinatari del progetto di legalità sono proprio i ragazzi, perché la mafia, a detta del questore Bellassai, attecchisce dove vengono meno le regole. Ma la mafia si può sconfiggere? Secondo i ragazzi sì. Dobbiamo avere fiducia nel nostro Stato e possiamo sconfiggere la mafia. Si può sconfiggere soltanto se la combattiamo tutti insieme. Ed è la scuola il principale attore per formare gli uomini del domani. Un progetto che è stato da me promosso proprio perché la centralità della scuola si basa sulla legalità. La scuola è legalità, è il luogo in cui si rispettano le regole. Concetto ribadito dal presidente di Confindustria Busi. I giovani devono capire, devono sapere, devono conoscere, devono capire l'importanza del lavoro, della legalità, della libertà. L'incontro alla Musco è il primo di una serie di appuntamenti organizzati nelle scuole di Catania e provincia. Black Friday anche in Sicilia, molti approfittano degli sconti per anticipare regali di Natale. Al primo posto acquisti di elettronica. Non bene il settore dell'abbigliamento anche per le anomale temperature. Veronica Barbarino. È tempo di Black Friday anche in Sicilia. La data ufficiale è venerdì 29 novembre, ma in realtà sconti e promozioni sono attivi già da tutta la settimana in corso. Secondo un sondaggio di Confcommercio, al primo posto degli acquisti l'elettronica, con smartphone, smartwatch, televisori ed elettrodomestici, poi l'abbigliamento, gli accessori e le calzature, infine prodotti alimentari, cosmetici e profumi. Ad approfittare dell'iniziativa sono principalmente le donne e gli adulti sotto i 50 anni e 1 su 3 sfrutta questa occasione
persone per anticipare gli acquisti di Natale risparmiando. Gli acquisti nella regione salgono al 62% rispetto al 58% del 2023, ma restano sotto il 67,2% del dato italiano. Il budget medio delle famiglie siciliane è di 200 euro contro i 261 della media nazionale. La corsa allo sconto a 3 settimane dal Natale non prescinde di attuare accorgimenti per evitare insidie e truffe ed evidenzia un'assenza di regolamentazione normativa che determina delle distorsioni per gli operatori dei vari settori. La Black Friday senza regole chiare crea distorsioni, soprattutto per i negozi di abbigliamento, che faticano a pianificare, penalizzati anche dai cambiamenti climatici e dai margini di profitto sempre più ridotti. Le celebrazioni per Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, ma anche patrona del comune di Paternò in provincia di Catania, che le dedica una serie di iniziative religiose e culturali. Orazio Longo. Pellegrini di speranza e testimoni della gioia. Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, ma anche patrona del comune di Paternò in provincia di Catania, che ha deciso di organizzare l'edizione 2024 delle celebrazioni con un programma che unisce momenti solenni religiosi ad altri di condivisione e partecipazione popolare. Con Santa Barbara vogliamo riscoprire la vocazione profetica di tutto il popolo di Dio e di ciascun battezzato. La nostra patrona è simbolo di protezione e unità per tutta la comunità paternese e questa festa è l'occasione per rafforzare il nostro legame con le tradizioni, ha detto il sindaco di Paternò. Ritornerà la musica in piazza con il coro lirico siciliano. Sarà proiettata la vita di Santa Barbara con un video mapping nella chiesa, in piazza Indipendenza, nella chiesa dell'ex monastero. Poi pure musicale, bande, cerimonie, aspetti anche sociali e sportivi, un passo per Santa Barbara. Tra gli appuntamenti principali diverse mostre, tra cui Barbara ieri, oggi sempre, e con la Proloco il premio Idria per i paternesi che si sono distinti nell'arte, nel giornalismo, nella cultura e nell'imprenditoria. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Dopo la The Black con il Trapani che fa ancora discutere, il Catania si concentra sul prossimo avversario in campionato. Al Massimino sabato arriva la Cavese e servono i 3 punti. Marco Carli. La concentrazione del Catania è tutta sulla Cavese, anche se in città, nei commenti e sui social, tiene ancora banco il crollo col Trapani, non tanto per il risultato che era messo nelle previsioni già dal momento delle convocazioni e delle scelte tese a privilegiare il campionato, ma per la modalità, oltre che per la pesantezza del risultato. Sicuramente magari potevamo limitare un po' qualche errore, però penso che comunque, a prescindere dal risultato, secondo me alcune cose sono state fatte bene, con coraggio, con l'atteggiamento giusto. Poi purtroppo il risultato è pesante, lo sappiamo, non ci fa piacere, però penso faccia parte comunque del percorso che abbiamo intrapreso. Dopo il 5-0 mal digerito giustamente dalla Piazza, testa dunque il prossimo avversario al campionato. Non si può fare altro. La Cavese non avrà Vitale, squalificato. Il Catania invece ritrova Lunetta e confida di avere a disposizione Guglielmotti. In campionati rossazzurri, nonostante la lunga lista di infortunati, hanno ripreso a marciare. 4 punti con Trapani e Avellino che confermano come gli etnei si trovino meglio con squadre che cercano il gioco. La Cavese sarà più chiusa al Massimino e si affiderà alle ripartenze. Il Catania vuole però sfruttare il fattore campo e risalire qualche posizione in classifica. Sì, è una partita molto importante per noi perché comunque adesso mancano solo 3 giornate alla fine del girone di andata e si chiuderà comunque l'anno con la prima di ritorno e puntiamo e dobbiamo far bene e fare soprattutto punti perché sono partite importanti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.